Anche per il 2018 Target è qui con voi a tenervi compagnia, anzi forse una compagnia reciproca, considerato però insomma che forse la comunicazione va in maniera unidirezionale, siamo noi che invadiamo le vostre case e purtroppo non siete voi che potete venire qua in studio, ma non è detto, perché come diciamo sempre la nostra trasmissione è aperta, c'è un indirizzo email, oltre a quello tradizionale di TVA, anche quello specifico di Target, che è appunto target.tva@gmail.com, dove voi potete interagire, potete anche segnalare eventuali situazioni, associazioni, persone che secondo voi hanno necessità o comunque ne vale veramente la pena di avere l'amplificazione che la TV dà. Ecco, l'interazione può essere considerata in questo modo. Dicevo anche per il 2018, questa è la prima puntata del nuovo anno, la 13ª per quanto riguarda diciamo, l'anno 2017-2018, e poi quanti anni stiamo assieme non lo so, perché non li conto. Una puntata è sempre come se fosse la prima, perché gli ospiti sono diversi, le situazioni sono altrettanto diverse, a volte preparo un po' prima quello che deve essere l'interazione con i miei ospiti e certe volte vi confesso anche che non li conosco affatto, però all'ultimo siamo soddisfattissimi perché per fortuna esce sempre un buon prodotto. Sono convinto che sarà così anche questa sera, così iniziamo bene l'anno 2018. Voi ci vedete sul digitale terrestre, l'LCN il 92 in tutta la Sicilia, parte della Calabria meridionale, e naturalmente grazie all'eccezionale strumento di internet il nostro sito www.televideoagrigento.tv vi ripropone poi una pagina dedicata dove potete vedere non solo questa puntata ma anche l'archivio storico di Target. Parleremo come al solito e come è ormai tradizione un po' di quello che è successo nel 2017, delle prospettive del 2018, daremo uno sguardo agli astri, insomma parleremo di tantissime cose che spero vi coinvolgano e attrarranno sicuramente la vostra attenzione per un'ora, un'ora e 10, qual è il tempo di durata della nostra trasmissione. Passo allora subito a presentarvi gli ospiti della serata, inizio dalla mia sinistra e quando pronuncio questo nome lo faccio con piacere per i miei trascorsi radiofonici. Lui è Mimmo Tornabè, è il direttore di Radio Torre Ribera. Accanto a lui Riccardo Barrano, il presidente, comunque responsabile, portavoce dell'associazione Amico Onlus. Parleremo di malati oncologici assieme al dottor Alfredo Butera, lui è responsabile dell'unità operativa complessa di oncologia dell'ASP 1 di Agrigento. E lo abbiamo ormai come ospite fisso alla prima puntata di ogni anno, il nostro chef astrologo Alfonso Bellavia. Buonasera. Tradizione anche per fare il punto della situazione con il direttore di Televideo Agrigento Notizie Arturo Cantella. Grazie, e il nostro ospite musicale, cantante, cantautore, scrittore, insomma una bella figura, quella di Lillo Puccio. Grazie, buonasera. Alfonso, siamo entrati nel 2018, la seconda parte dell'anno, il 18 generalmente è un numero fortunato, no? Sarà così anche per l'anno? Allora, l'anno è un anno particolare che va preso con molta ponderazione, con molta pazienza, con uno spirito nuovo di collettività, di individuo inserito all'interno del collettivo. Ci sono delle grandi scelte che devono essere fatte, grandi chiarimenti, sia a livello individuale che a livello collettivo. Ma faremo un passo avanti rispetto al 2017, dico, non solo un passo avanti dal allora, punto di vista dell'età, ma anche come qualità magari. Come qualità sì, se non si ha premura, se si ha ponderazione, se si ha pazienza nel ricostruire. Adace, insomma. Precisamente, con scelte ponderate, studiate bene, perché quest'anno è un anno che può determinare il futuro. Quale sarà il
il segno dominante del 2018? Allora, lo Scorpione per molti aspetti e il Capricorno per altri aspetti. Bene, poi parleremo nel particolare, anche perché mi piace quando poi Alfonso dice che Saturno entra, i gemelli escono, Giove se ne va a spasso, insomma ci sono queste terminologie, passaggi, movimenti, ci sono queste terminologie che chi segue l'oroscopo e l'astrologia magari li conosce bene e noi siamo un pochettino più distanti. Anzi, a proposito, Mimmo, il tuo rapporto con l'oroscopo? È molto buono, lo leggo, ma non è fondamentale, però è giusto che io sono dell'Ariete, non sono stato poi non sono stato nominato fra Riccardo Ferrano, che fai? Lo leggi la mattina l'oroscopo? Sinceramente no, però ho appreso, essendo del Capricorno, che quest'anno insomma magari forse inizierai arriverà, devo capire ancora sotto quale aspetto, però insomma. Dottore Butera, un oncologo che fa? Pensa più alla scienza e non agli astri? Sì, generalmente sì, però devo dire che la curiosità non è solo donna, è anche uomo, quindi lo leggo con curiosità. Direttore Arturo, sicuramente lui ci crede o non ci crede, però ogni mattina una sbirciatina alla pagina dell'oroscopo gliela dà. Allora, io devo fare una precisazione. Io ogni mattina compro sempre i quotidiani, perché chiaramente il nostro lavoro ce lo impone, e poi perché mi piace ancora, ho la buona e sana abitudine, nonostante molti oggi l'hanno persa per via di Facebook e dei social, mi piace sempre ogni mattina, prima di iniziare il lavoro in redazione, consultare i 2 quotidiani, per cui viene spontaneo fermarsi e dare un'occhiata anche al proprio segno. È chiaro che non è che insomma ci credo sia determinante, però sai com'è, se non c'è mi manca. Ti manca. Insomma un approccio lo faccio sempre invece, col dovuto distacco. Un cantante che cosa fa con l'oroscopo? È scaramante, così che gli artisti sono un po' tutti scaramantici, no? Devo dire che non lo seguo molto, insomma, non sto proprio lì, però vabbè, osservo le stelle, mi piace però trarre sicuramente ispirazioni anche guardando il cielo, però non seguo l'oroscopo. E Alfonso, allora devi impegnarti di più, perché devi far capire a questi scettici che insomma... Io vorrei fare una precisazione. Sì. Praticamente l'astrologia parte da dati scientifici certi, che sono astronomici. Poi il problema è l'interpretazione. Allora, come qualsiasi scienza che l'uomo ha prodotto durante il corso della sua storia, non ci sono scienze che possono determinare oppure essere interpretate in maniera certa e precisa. Anche la stessa medicina. Il dottore che è qua, lui è un oncologo, un altro oncologo, a secondo quello che vede, dice una cosa e lui ne dice un'altra. Potrebbero avere delle interpretazioni. Allora qual è il problema? Il problema è che l'interpretazione di una cosa sicura che fa l'uomo, con la sua storia, con la sua sensibilità, col suo istinto e con la sua conoscenza, perché senza conoscenza non si può fare niente. L'astrologia non sfugge a questa situazione che ho accennato. Bene, come nostra tradizione, come i nostri telespettatori sanno, la prima puntata è dedicata anche a TVA, il direttore Arturo Cantella. Com'è stato questo 2017, Arturo? Travagliato sicuramente, diciamo molto travagliato, è andato, siamo qui, guardiamo con molto ottimismo al 2018, mi farebbe piacere che ora magari chissà il nostro amico gli diamo la data di Alfonso magari di TVA, così faccia una sua qualcosa una sua previsione su questa azienda che, ricordiamolo, è nata nel 1980 e per cui insomma cominciamo ad avere già i nostri anni, il nostro impegno è sempre se tu mi dai i dati della nascita, dell'ora, del giorno, facciamo anche faccio il tema Natale e lo proietto verso il futuro e vediamo. Dal punto di vista giornalistico, Arturo? Ma dal punto di vista giornalistico devo dire che non ci facciamo mancare nulla, perché grazie ai miei colleghi, ai miei collaboratori, grazie anche a te che fa questo bellissimo programma, tra virgolette devo dire che sono emozionato ogni volta che vengo qui, sono emozionato perché una cosa è intervistare, una cosa è essere intervistato, una cosa è stare dietro le quinte e intervistare, una cosa è essere intervistato. Però ecco, il mio ringraziamento va intanto sincero, proprio sincero e spontaneo a tutti i collaboratori
interni e esterni che diciamo hanno dato una mano sempre a TVA per cercare, ricordiamolo, di migliorare sempre il prodotto da un punto di vista informativo, qualitativo, senza farsi prendere da questi, oggi ci sono i social, le cosiddette fake news, e quindi ponderare sempre l'informazione, cercare sempre di trovare il riscontro nelle fonti, che è molto importante. Sicuramente, certo non sono i tempi del 1980 quando con tanto entusiasmo si iniziava, si costruiva, c'era forse anche più partecipazione, adesso una crisi che abbraccia un po' tutti, però noi ci siamo e vogliamo continuare, anzi sicuramente migliorarci, Arturo, e questo è il nostro obiettivo. Sì, migliorarci sicuramente. Io volevo raccontare un aneddoto che ho raccontato poco fa sul ricordo. Abbiamo qui il collega di Radio Torre Ribera. Ecco, TVA nasce su input di una visita fatta a Radio Torre Ribera, un caffè a Ribera nel è stato lontano proprio 1979, allora quando io col mio collega Gerlando Butera, che ricordiamo allora è stato il fondatore di una radio storica, Radio Empedocle Centrale, e di Piero Licausi, altro collega fondatore di TVA, un bel giorno abbiamo deciso di farci una passeggiata perché loro avevano già iniziato a trasmettere, a fare televisione. Allora ci venne questa idea di andare a prendere un caffè a Ribera. Ecco, fu un caffè fortunato, diciamo, che ha dato quella spinta propulsiva, quell'impegno, anche perché erano altri tempi. Allora ci fu la liberazione dell'etere, si aprirono mercati diciamo insoliti, fino allora destinati solamente alla RAI, per cui ci fu questo affollare l'etere, questo fiorire bellissimo di tante voci emittenti, le radio qualche anno prima, poi fu l'avvento delle televisioni locali. Ricordo il primo censimento fatto dalla famosa legge Mammì, in Sicilia eravamo oltre 500 televisioni. Purtroppo col tempo si è persa anche questa volontà, mi riferisco, sono un po' critico verso la politica nazionale, perché nel tempo e negli anni, in particolare questi ultimi 2 anni, si sono fatte delle scelte politiche completamente, diciamo, controcorrente, mentre fino ad ora c'era stata una certa diciamo, considerazione verso il pluralismo, verso l'informazione locale. Purtroppo la scelta di questo governo... C'era qualche agevolazione per le piccole Sì, c'erano delle agevolazioni che poi, diciamo, col governo Monti sono state tagliate quasi del tutto, e poi il governo Renzi e Gentiloni ultimamente hanno fatto una legge, un regolamento. Noi avevamo dei piccoli contributi basati in particolare sulla forza lavoro. Oggi purtroppo il nuovo regolamento ci impone delle scelte molto pesanti, cioè un emittente locale per accedere ai contributi deve avere almeno 15 dipendenti. Io non credo che ci siano altre aziende che per accedere a un qualsiasi contributo hanno questa tagliola di 15 dipendenti, e quindi chiaramente è un segnale ben preciso che va verso la direzione della morte dell'emittenza televisiva locale. Speriamo che cambi l'idea. Mimmo Tornambè, confermi e ricordi quel caffè a Ribera? Direi che ricordo tutto è dire poco, perché noi dal 19 dicembre del 1976 alle 15:45 viviamo in simbiosi con Radio Torre, special modo io, quindi tutta questa fase dal 19 dicembre 1976 adesso al 3 gennaio 2018 ci sono sempre stato, tranne forse per il matrimonio mi hanno dato 15 giorni di i canonici 15 giorni di ferie per il viaggio nozze. Io ricordo l'amico Arturo, Gerlando, tutti gli altri personaggi che sono stati vicini a Radio Torre Ribera, perché nel momento in cui è nata Radio Torre Ribera io lo paragono sempre il momento della nascita della Radio Libera a quello che è successo adesso con i social, con Facebook. Certo. È lo stesso impatto, cioè l'apertura della Radio Libera, noi firmavamo autografi, cioè, nelle feste di piazza ci chiamavano... Altro che amici oppure i talenti altro che i talenti. Noi li abbiamo fatti sulla piazza, grazie all'impegno appunto di tanti
collaboratori, di tanti ragazzi che sono nati con la passione della radio, la passione della comunicazione. La difficoltà che diceva Arturo delle TV si riscontra anche nelle radio? Sì, o un po' stanno meno? facendo di tutto per farci chiudere per le piccole. C'è un motivo. Dobbiamo chiudere, noi cerchiamo di resistere. Io nella nostra piccola economia ho trasferito la sede della radio, non siamo più dove sono in via Chiarenza 9, adesso siamo in via Sicilia 34, un magazzino che io di mia proprietà, così non abbiamo più l'impegno dell'affitto. Devo dire, la tecnologia ci ha aiutato molto, perché adesso con meno collaboratori, ma ci sono sempre collaboratori, riusciamo ad andare avanti, però le tematiche amministrative sono talmente tante che io lancio un appello alle istituzioni che potrebbero aiutarci a mantenere vive queste piccole emittenti, che sono la forza culturale all'interno delle piccole realtà. Ecco, non diciamo che vogliamo contributi, però non vogliamo nemmeno coltellate, ecco, sì. Lasciateci liberi di operare. Ma non vogliamo andare a cercare come se ci facessero un favore per la pubblicità, perché nei piccoli centri tra l'altro ci conosciamo tutti. Però a me fa piacere che oggi siamo qui in questa bellissima realtà Target, che io seguo sempre da tanti anni, perché noi che siamo tra virgolette malati di radio e televisione andiamo a scoprire sempre qualcosa, certo, tutto quello che c'è, che ci gira intorno, per dire per esempio che un nostro giovanissimo Ignazio Failla il 31 dicembre partendo da Radio Torre Ribera a Radio Dimensione Suono è stato l'artefice del Capodanno di Roma con 300.000 persone. Bene, questa è una piccola soddisfazione. A Radio Torre. Poi parleremo anche di questa torre che hai qui sul tavolo. Allora, Alfonso, vogliamo un po' iniziare a vedere qualcosa? Cosa ci dai? Un tracciato generale o andiamo subito a vedere i segni? Allora, intanto diciamo qual è stato dal punto di vista astrologico l'evento dell'anno, del 2018. Ne hai facoltà. È stato il passaggio di Saturno dal Sagittario al Capricorno. Da notare che i segni di cui io parlo non corrispondono più alle costellazioni che sono in cielo. È semplicemente un sistema simbolico che non ha niente a che vedere con le costellazioni, anche perché le costellazioni hanno una lunghezza molto più... le costellazioni all'interno dell'oroscopo sono tutte uguali. Questo passaggio viene a determinare gran parte dell'oroscopo di tutto il 2018 e dà quella forza, quell'energia al Capricorno che non aveva fino a qualche anno fa. Comunque, se vuoi possiamo iniziare. No, diciamo che hai inquadrato un po' la situazione, soltanto per presentare e approfondire un po' di più anche gli altri due ospiti. Amico non è solo amico, ma è anche un acronimo, Riccardo Barrano. Sì, è un acronimo che sta per Associazione Malati in Cura Oncologica. È un'associazione che è nata circa un paio di anni fa da una riunione con altri amici, i quali abbiamo espresso un po' delle esigenze, interrogandoci su come in qualche modo si potevano aiutare delle persone affette da questa patologia del tumore. Perché molto spesso ci siamo resi conto che una famiglia che inizia a vivere un disagio, un problema del genere, comincia a girare un po' smarrita, si perdono informazioni, si perdono dati, per cui istituire un'associazione come punto di riferimento per queste persone, quindi a cui rivolgersi, a cui proporre, sobbarcarsi del disbrigo di pratiche, di offrire una serie di servizi gratuiti a favore di queste persone e dei familiari, in qualche modo è stata la scelta più opportuna, e da lì abbiamo iniziato questo cammino che ci vede oggi. Quindi potrebbe essere anche un'unione, ecco, un ponte con le istituzioni per affrontare quelle che sono sia le tematiche, diciamo, mediche della cura, ma anche quelle di sbrigo delle pratiche burocratiche che ci sono sempre, purtroppo. Un primo ponte che abbiamo costruito grazie a un protocollo d'intesa con l'ASPE che ci consente
di fare accoglienza e informazione presso il reparto di oncologia dell'ospedale San Giovanni Dio a Agrigento, diretto dal dottore Butera. Dottore Butera, quindi queste associazioni ONLUS diciamo, sono al vostro fianco e vi aiutano forse veramente sì, il volontariato, sul vostro lavoro? Ecco. L'attività di volontariato è essenziale, perché le strutture ospedaliere, le aziende dal punto di vista amministrativo certamente non possono coprire tutte quelle che sono le esigenze del malato, in questo caso il malato oncologico. Noi in un percorso di umanizzazione delle cure, perché non dimentichiamo che i malati sono delle persone che accanto alle cure tradizionali hanno bisogno di tutto un supporto che va dal psicologico, ma anche a tutte quelle esigenze che accompagnano, come diceva il dottore Barrano, le esigenze familiari, che sono a volte particolarmente complesse. Ma la struttura pubblica offre già tutte queste situazioni? Ma infatti noi ci avvaliamo dei nostri amici della ONLUS Amico per poter così venire incontro e coprire questa, tra virgolette, questa mancanza che è tipica delle strutture pubbliche, ma non solo nostre, in tutta Italia. Insomma. In oncologia siamo al sud del sud oppure no, ormai no, diciamo c'è... No. Io volevo fare, se lei mi permette, una piccola polemica banale, nel senso che... Sulla scienza? Nel senso così, viviamo un pochettino l'incontro, nel senso che la scienza medica... i medici non vivono di interpretazioni, perché sennò sarebbe veramente pericoloso, perché sennò ogni malato verrebbe curato in maniera... Forse ho utilizzato un termine... No, compreso... Voglio dire che non è una scienza esatta. Sì, anche la medicina. Probabilmente a volte succede anche in medicina che succedono delle cose, tra virgolette, non contemplate dall'attività scientifica, sì. Chissà che le stelle non possano influire anche su questo, ma di base ogni medico segue delle linee guida. Sì, però se lei piglia l'ultima ribattuta e basta. Piglia 10 medici e propone a questi 10 medici un caso particolare con ognuno di loro dirà una cosa. Ci saranno delle certezze sicuramente, qualche piccola sfumatura forse. No. Ci sono medici bravi e medici non bravi. Su questo su tutto. È la vita. Sono delle linee guida a cui i medici dobbiamo. Non ci sono alla domanda che dicevo io. Non ci sono siamo in provincia di Agrigento, siamo al sud del sud, no, oppure ormai possiamo... Tenga conto che nel 2017, dato che parliamo di chiusura di un anno e di apertura di un altro, nel 2017 per l'oncologia è stato un anno estremamente interessante, perché nuove terapie sono venute fuori e molto importante tra queste l'immunoterapia. Oggi con l'immunoterapia abbiamo delle risposte che vengono prolungate nel tempo in tutte le sedi della provincia di Agrigento, sia a Sciacca che a Agrigento e a Canicattì, dove ci sono le 3 sedi oncologiche, abbiamo a disponibilità di tutti i farmaci nuovi oggi in circolazione, per cui le cure mediche, qualsiasi tipologia tumorale o qualche settore un po' più privilegiato. No. Tenga conto che l'immunoterapia da sola comprende sia le terapie del tumore del polmone, sia il melanoma. Ora praticamente la maggior parte dei tumori solidi... Questo melanoma che si sta infilando proprio in maniera esponenziale, esatto, il melanoma che è stato per tanti anni veramente... Forse sconosciuto a volte. Un killer, è anche un killer terribile. Proprio il melanoma si sono ottenuti con l'immunoterapia dei risultati assolutamente importanti, tant'è che ci sono sopravvivenze a 5 e a 10 anni. Stiamo parlando di pazienti che avevano già metastasi, quindi pazienti che prima veramente avevano un'aspettativa di vita estremamente breve. Oggi abbiamo sopravvivenza a 10 anni veramente importante dal punto di vista della percentuale. Ci fa piacere che ci sia questa speriamo che il 2018 ci porti ulteriormente altre terapie. E Arturo, dal punto di vista della sanità, abbiamo proprio qualche settimana fa il pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento che finalmente insomma si è un po' inquadrato meglio. Ecco. Prima era un posto dove ore e ore di attesa, le sale non proprio al meglio, adesso con la nuova struttura sembra che qualcosa un po' sia migliorata al San Giovanni del Dio. Certo, questo era da tempo che noi diciamo evidenziavamo la struttura, le negatività della struttura, anche perché sollecitati dal pubblico, dalla gente. Purtroppo devo segnalare che noi oggi abbiamo aperto il telegiornale
con un caso segnalatoci da un consigliere comunale ieri, che ha vissuto in diretta questo momento di un suo parente che ha avuto un ictus e invece, diciamo, la struttura a quanto pare non ha risposto bene, quindi vuol dire che non ci vogliono solo i locali. I locali possono essere sicuramente, noi siamo andati all'inaugurazione, bellissimi le strutture, ma purtroppo ancora la struttura è carente di persone, di personale. Dottore, non ci dovrebbero essere carenze di personale in ospedale? È importante. Ma è un problema... 3-4 medici in più, infermieri in più sicuramente. Ma è un problema atavico della regione Sicilia, non solo della nostra ASP. Il problema del pronto soccorso è un problema, direi purtroppo irrisolvibile in tempi brevi. Questo vale se lei va nel Lazio o in Toscana o in qualunque altra regione. Il problema del pronto soccorso è un problema nazionale, perché probabilmente il territorio, l'attività medica nel territorio probabilmente non è ancora sufficientemente organizzata, per cui molta gente a volte fa uso del pronto soccorso per situazioni magari non gravi, ecco. I famosi codici bianchi, ecco, che non Poi, dovrebbero andare. diciamo, la costruzione di un ospedale purtroppo non può avvenire in tempi estremamente brevi, per cui quando si organizza un reparto ci sono purtroppo dei tempi legati ai tempi tecnici di costruzione, assessorato, legge e quant'altro. Bene, allora Alfonso, vogliamo iniziare? Innanzitutto però mi voglio scusare col dottore, ho utilizzato un termine interpretazione che non è il caso della che magari un medico ti dà l'aspirina e l'altro ti dà l'antibiotico. No, loro hanno dei protocolli, io ho detto interpretazione, ma non volevo dire che... Andiamo avanti con i nostri segni allora, Alfonso. Allora, partiamo dall'Ariete. Ariete, ecco qua, Mimmo. L'Ariete ha davanti un anno impegnativo dal punto di vista psicologico, perché l'Ariete è un individualista incredibile, è frettoloso, vive di flash, prende soluzioni in maniera velocissima, ha bisogno di collegarsi con le altre persone, di vivere all'interno con le altre persone, e questo è l'anno, deve gettare le basi in questo senso e prendere le decisioni assieme alle persone e non da solo, come è abituato a fare. È un despota, Mimmo. No, assolutamente d'accordo. Sono poi quando sento queste cose mi ricredo e credo all'oroscopo. Hanno delle qualità incredibili, però sono individualisti. Questo era l'Ariete. L'Ariete. Il Toro, grazie all'ingresso di Saturno nel Capricorno. Quello che dicevo prima, no? Questi movimenti che... Questo movimento porta a una rinascita del segno del Toro, una voglia di rifondare la propria vita, di ripigliare progetti messi da parte. C'è un fervore incredibile. Diciamo che, essendo molto serioso il Toro, va a prendersi un po' di quella frivolezza di cui ha bisogno, di quella magia di cui ha bisogno, e proiettarsi verso il futuro. È un anno veramente notevole e importante. Se il Toro riesce a creare queste condizioni, la strada ce l'ha libera. Un altro segno, così andiamo a 3. Allora, i gemelli che sono in coppia e che arrivano nel 2018 in difficoltà, devono fare attenzione, sono a rischio. Certamente non tutti i gemelli hanno questo tipo di problema. Il gemelli deve accettare il suo quotidiano anche se è noioso. Deve aspettare i momenti più importanti della sua vita. Viene pure lui da un periodo lungo che è durato all'incirca 2 anni e mezzo, 3 anni, con Saturno in opposizione. Ma Saturno viene considerato sempre Saturno contro, Saturno negativo. Pure il film hanno fatto, no, sì, contro. Ma non è così. Saturno è un'energia che viene a indicare, viene a spingere al cambiamento. Saturno non il pianeta, Saturno il simbolo in astrologia, perché il pianeta non ha nessuna influenza, ma la simbologia di Saturno, in quanto mitologia greca, viene a dare degli stimoli importanti. Se non vengono accettati, Saturno mette in difficoltà serie, perché è lui che piglia l'iniziativa, mette ostacoli e mette in difficoltà.
Bene, questi 3 segni allora per iniziare il nostro oroscopo, e adesso andiamo a Lillo Puccio. In diverse occasioni in questi anni è stato ospite della nostra trasmissione, e anche lui, diciamo, ha un po' diversificato il suo percorso musicale di artista. Lillo non è semplice, diciamo, cantore delle Certo. melodie italiane, non semplice interprete, ma adesso Chiaro. anche autore e anche di testi impegnati. Sì, devo dire che tu mi hai conosciuto anche nella parte del tributo a Rino Gaetano, che ho fatto per molti Ma anni, per continuo a farlo. Quando mandavi 44 gatti. Hai ragione, vabbè, non proprio 44 gatti, però abbiamo fatto assieme tanti festival dedicati proprio allo Zecchino d'Argento, perciò abbiamo condiviso sicuramente parecchie cose insieme. E questo devo dire che dall'anno scorso ho cominciato proprio nel periodo di Natale a dedicare un po', sono guardato un po' attorno, cercando di dare voce alle cose che comunque mi succedevano attorno, che vedevo spesso anche in televisione oppure leggevo sul giornale, e ho cominciato così a scrivere e a raccontare anche queste storie. Ho fatto anche uno spettacolo, il primo spettacolo è stato L'Isola delle Anime Migranti, uno spettacolo di teatro canzone, e da lì proprio è partito tutto, perché ho cominciato proprio a scrivere appunto queste canzoni. Un brano in particolare mi ha permesso poi di realizzare anche un video musicale dal titolo Amara Terra. Un video importante, Lillo, io l'ho visto, ti ho seguito in questo percorso e devo dire veramente che hai fatto un bel lavoro. Ti ringrazio. Sì, devo dire che comunque è molto spinoso anche il contenuto, il tema, che per certi versi può anche spaccare un po', cioè non trovo anche d'accordo, a volte mi sono sentito quasi attaccato per il tema che ho trattato. Io invece ho voluto raccontare il viaggio dei migranti visto attraverso gli occhi di una bambina, degli innocenti, di quelli che comunque hanno diritto di attraversare, di continuare a sperare. E abbiamo proprio registrato questo video con una bambina che si è prestata appunto a dialogare con noi, a recitare con questo ruolo. Un video che non è rimasto solo circoscritto nel nostro territorio. Ecco, fortunatamente per fortuna, il video è stato già inserito in un paio di festival del cinema. L'ultimo è stato proprio il Video Film Farm Festival, il Video Lab anche a Vittoria con Maurizio Nichetti, che anche lui comunque ha apprezzato molto il video. Bene, abbiamo l'opportunità di vederlo, si chiama Amara Terra, parla di emigrazione come ha detto Lillo Puccio. Prego la regia di mandarlo in onda. Partino da lontano li barcuna e piccini dormino sotto la luna, che l'Italia è attenti avventure, ma c'è cui sia una vita e un cuore trema. Partino da lontano chini da qualche parte lo mare fa meraviglie incantati, un nido incanto spunta la bellezza, finisce la disperazione e l'amarezza. Amara terra mia, amara terra mia, amara terra mia, amara terra mia. Partino da lontano li barcuna e i piccini dormono sotto la luna, e quando innocenti già sapevi volare, come una rosa gli spini sapevi portare. Partino da lontano chini, intanto sangue che scorre nelle vini,
l'acqua do mare non ci non è mai stato, con tutti chi dica non hanno più tornato. Amara terra mia, 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 amara terra mia. Bravo, bravo Lillo, ho già visto tante volte e mi emoziona sempre. Sì, E se è vero che la bellezza salverà il mondo, Mimmo, la musica sicuramente... Diciamo anche il montaggio. Sì, prego. Come no, diciamo anche il regista del video Giuseppe Bennica, Certo. che ha curato appunto le riprese e la scelta anche della emozionante. storia La musica va raccontata. accompagnata. Assolutamente Certo, sì. lei immagina. Dicevo, se è vero che la bellezza salverà il mondo, Mimmo, sicuramente la musica è quella che lo unisce, no? La musica, oltre a unire il mondo, è il simbolo universale Il messaggio, del trascinamento. Io certo. ho sentito questa canzone che subito fa riferimento all'altra Amara terra mia famosa, però dire Amara terra mia, quella di Modugno naturalmente, qui io ti auguro di avere lo stesso successo. Questa qui, le stesse parole diverse suscitano la stessa emozione, cioè un richiamo alla bellezza della Sicilia, alla tanto martoriata terra siciliana, però poi ci sono queste voci in sottofondo, c'è questa miriade di persone che, parlando positivamente della Sicilia, riescono a far sì che la Sicilia nel mondo rappresenti non solo la Lupara, la coppola, ma l'arte, la musica, poi nella terra di Pirandello, tanto per dire qualche cosa. Il premio Radio Torre nasce per premiare questi talenti, naturalmente riservato a Ribera. Noi, E questo è proprio la questa torre, è la torre, il simbolo del nostro logo. logo. Puoi inquadrare bene, Gerlando, Nel 93 abbiamo sempre, per stare nel mezzo, perché una radio, una televisione che si isola, che diventa chiusa, rimane ferma e non offre nessuno spazio. Invece, per ritornare alla rete, dobbiamo prendere tutti insieme le decisioni, anche se ci vuole sempre la linea guida. Nel 93 decidiamo di premiare un riberese che durante l'anno si contraddistingue nell'arte della musica, della pittura, in senso positivo. Ricordiamo 92-93, la Sicilia sotto l'effetto delle stragi terribili di mafia che hanno portato il nome della Sicilia in tutto il mondo come esempio di negatività. Noi nel nostro piccolo diamo sempre buone notizie, infatti uno dei nostri famosi slogan era la radio porta fortuna, Radio Torre Ribera porta fortuna, così togliamo di mezzo tutte E chi è stato il primo vincitore del Il primo premio? vincitore è stato un ragazzo di Ribera, Jerry Rinaldo, che giocava volley ed è andato a finire a Sassari ed è stato il primo di un certo livello che è andato fuori a fare il professionista, e quindi il premio nasce con lo sport. Abbiamo premiato Jerry Rinaldo, che dalla Sicilia si trasferiva in Sicilia e diventava giocatore professionista di volley, e poi è rimasto in Sardegna, anche dopo ha fatto l'allenatore, ma nel corso degli anni il premio è stato vinto da Vincenzo Montalbano, che è stato il primo calciatore riberese a giocare in Serie A con la maglia dell'Udinese. Io poi Non voglio dirti chi è quello che ha vinto il personaggio più importante, ma chi è che è arrivato più in alto? Ma noi abbiamo avuto Miss Italia, Clarissa Marchese, lo scorso anno abbiamo premiato
il dottore Giovanni Ruvolo, perché ha fatto parte dell'equipe che ha operato il primo cuore trapianto. Ribera non solo la città crispina allora. No, no, Ribera ha tanti talenti, il penultimo è il vice capo della polizia, Nino Cufalo, e quest'anno a Raffaele Taddei, che da 3 anni è nel centro, in una scuola teatrale di Roma, è stato il protagonista del film Nemesi, che ha vinto diversi premi internazionali. È un film molto interessante, parla della ricostruzione del terremoto dell'Aquila, la famosa notte quando ridevano tutti mentre c'erano le macerie, e lui fa parte, è un geometra all'interno dello studio dove si deve ricominciare la ricostruzione, e lì tocca amaramente, la ricostruzione va fatta dal punto di vista economico per fare arricchire qualcuno in più. Sicuramente è molto travagliato, una storia molto bella. Molto ambito anche tra i molto ambito, e da quest'anno la Torretta, da un altro artista riberese, sempre per rientrare nel campo di valorizzare. Noi facciamo, tra l'altro con i diritti di produzione ormai siamo, e quindi noi facciamo tutto in casa, ogni cosa la produciamo noi, così anche la musica, così i jingles del Radio Torre Ribera. Certo, quindi non c'è problema. E facciamo un appello a Lillo, un amore di radio, tu fai due basi, ce le mandi e noi lo mettiamo in onda, così tutto originale. Bene. Talmente originale che anche la segreteria, cioè la suoneria del mio telefono, è uno spot di Radio Torre inventato. Bravo. Dicevo, questo è Alberto Ciagola, me ne fa una all'anno perché me ne ha regalato una bellissima, io subito ho pensato me ne fai una all'anno e noi la diamo. E ringraziamo Alberto Ciagola, un artista locale, tutta in conci di tuffo, fatta appositamente per Radio Torre. Prima di parlare della nostra associazione Amico Onlus, ancora altri 3 segni, Alfonso. Allora, parliamo del cancro. Il cancro arriva nel 2018 con molta fatica, con molta inquietudine, con molte tensioni, e grazie alla posizione favorevolissima nel 2018 di Giove nello Scorpione ha la possibilità di trasformare queste negatività in armonia, in nuovi equilibri, in serenità e anche in forza e in energia. Il Leone, grande anno per il Leone. Soddisfazioni, iniziative, successi, sorprese e inattese, maggiore movimento di denaro, maggiore consapevolezza della propria energia e della propria forza. Il Leone è un battagliero, è armonioso, è un anno assolutamente vivace. La Vergine, finalmente arriva per la Vergine l'anno della rinascita, della resurrezione. La Vergine è un segno particolarmente introverso, particolarmente chiuso. Questo è l'anno dove ha maggiore consapevolezza della sua energia, dei suoi talenti, delle sue qualità. E queste qualità è l'anno buono per metterle in pratica, per dimostrare al mondo ci sono anch'io. Di solito la Vergine ama stare dietro le quinte, non ama essere l'attore principale, ama fare il regista, che non si vede quasi mai. Bene, 6 segni, allora siamo già a metà strada. Ritorniamo, dicevo, all'amico Onlus, perché una cosa che parlavamo proprio prima di andare in onda, di questo concorso letterario che avete riservato, insomma, a chi orbita attorno al malato oncologico. Sì. Cosa avete scoperto, che c'erano veramente dei talenti? Oddio, lo scopriremo, perché questa è la prima edizione che abbiamo lanciato poco prima delle feste natalizie, in chiusura ad un convegno sull'alimentazione che abbiamo fatto di concerto con l'ASP, e abbiamo lanciato un concorso letterario rivolto sia ai malati oncologici ma anche ai familiari e agli operatori sanitari e tutti. Quindi abbiamo invitato loro a inviarci dei racconti sia sotto forma di narrativa o di prosa. Abbiamo un regolamento che a giorni pubblicheremo sia sul nostro sito anche sulla pagina Facebook, che spiegherà un po' tutto, ecco, come deve essere impostato il racconto. Quindi a malati oncologici, familiari, operatori sanitari, esattamente. Questo è un premio che abbiamo deciso anche di concerto con l'unità operativa di oncologia diretta dal dottore Butera,
di dedicare ad una ragazza di Butera, giovanissima, che è in cura presso il reparto di oncologia, che purtroppo non ce l'ha fatta. Per cui quest'anno abbiamo deciso, in una rassegna che andrà, di ricordarla così. A giugno ovviamente ci sarà una commissione che valuterà tutti questi iscritti che arriveranno, verranno pubblicati sia sul sito nostro internet, e poi verrà premiato il miglior racconto che ci... Magari poi ce lo fai sapere, sì. Senz'altro, senz'altro. Possiamo anche venire o già programmare con il piacere. vincitore o la vincitrice. Con piacere. Dottore Butera, anche con lei, prima di andare in onda, discutivamo anche sul nome della mia trasmissione, Target, che in gergo militare è il bersaglio, l'obiettivo. E credo che in oncologia questo target sia presente? Assolutamente sì. Se lei pensa che fino a una ventina d'anni fa noi facevamo le terapie, le chemioterapie sostanzialmente non conoscendo il bersaglio preciso, per cui avevamo ovviamente dei effetti collaterali importanti. La biologia dei tumori negli anni è andata via via sviluppandosi, e quindi oggi abbiamo una conoscenza della cellula tumorale sicuramente molto più completa, e sappiamo quali sono dei punti deboli della cellula, in particolar modo recettori, che rappresentano dei target terapeutici, per cui ci sono dei farmaci, cosiddetti farmaci target, per essere in tema con la trasmissione, che agendo su questi punti importanti del metabolismo cellulare danneggiano in particolar modo la cellula neoplastica, dando degli effetti collaterali più accettabili, perché gli effetti collaterali in tutte le terapie purtroppo ci sono, ma anche nell'influenza, nella terapia dell'influenza, andando con degli effetti collaterali comunque accettabili. E quindi oggi la terapia target, cosiddetta la terapia di precisione, è un punto importante che è stato tenuto negli ultimi anni e che si sta sviluppando ulteriormente, perché altri target vengono conosciuti, perché viene conosciuta meglio la cellula tumorale. Ma chi è ammalato di tumore guarisce? Ci sono, guardi, se lei pensa che ci sono in Italia 3 milioni di sopravviventi, che è un termine terribile, ma è la traduzione di survivors in inglese, sì, perché gli americani quindi non sapevamo come tradurli. Allora diciamo molto più ottimisticamente che ci sono 3 milioni che hanno vinto la loro battaglia in maniera definitiva. 3 milioni non sono pochi, erano pochissimi 20 anni fa, oggi ce ne sono 3 milioni. Che sicuramente aumenteranno, quindi il messaggio che voglio dare è un messaggio positivo: si può vincere, oggi si può vincere. Questa è sicuramente una notizia che poi anche il tema con il nostro programma, perché noi siamo ottimisti per natura, noi assolutamente. Il bicchiere è sempre mezzo pieno, quindi diciamo che per noi anche un minimo spiraglio ci aiuta. Credo che anche in oncologia, no? Cioè essere positivo, assolutamente sì, ecco, cioè non piangersi addosso. Se c'è un collegamento col mondo non materiale, chiamiamolo così, è proprio quello. Attenzione, la positività non è un modo di dire, perché noi medici lo viviamo continuamente. Il paziente positivo, il paziente che agisce in maniera attiva contro la sua malattia, ha meno effetti collaterali e più possibilità di vittoria rispetto ad un paziente che invece si abbatte. Certo, mi rendo conto che non è facile, però il messaggio che dobbiamo dare è questo: lottare, perché lottando si può vincere anche questa malattia. Volevo per un attimino collegarmi al premio che i nostri amici della Aulus Amico stanno facendo. Lei parteciperà pure? No, parteciperanno gli operatori. Sì, vabbè, non ha questa vena poetica, diciamo. No, vabbè, lascio lo spazio un po' agli altri, non credo che sia poi così bravo nel far questo, però volevo dire che noi ho una paziente che ha vinto un premio nazionale, proprio perché un premio analogo di livello nazionale è stato vinto dalla nostra paziente, per cui, ricollegandomi a quello che lei diceva, abbiamo dei letterati anche tra di noi.
Bene, Arturo, io ti volevo interrogare, però non lo so se ti sei preparato, no? Nel senso, volevo che magari tracciassi così per grandi linee questo 2017, le notizie che magari ti ha più colpito, quella che hai seguito di più, o quella che ti ha dato un po' il filo da torcere, insomma, ricordi qualcosa in particolare? Ma le cose sono tante, ora diciamo sono un po' così, mi lascio un po' perplesso, però sicuramente in particolare la cosa che abbiamo seguito con molto impegno e molta preoccupazione è stata l'estate scorsa, in cui abbiamo visto il caos nel settore dei rifiuti. Una città, diciamo che non solo una città, ma un'isola lasciata a se stessa, allo sbando, di cui ora ne stiamo anche pagando le conseguenze con le bollette salatissime che sono arrivate, per cui vedevamo la città, ricordo, in piena estate, quando la Valle dei Templi era piena di ospiti, di turisti, di gente che veniva in Sicilia, ad Agrigento, e non poter dare nessuna risposta, e dovunque ti giravi e giravi si vedevano cumuli di immondizia che non potevano essere presi, cioè ritirati, perché non c'erano le discariche erano tutte sature. Ecco, questa è stata una cosa che sicuramente ricorderò, è un problema che ricorderò sempre, un problema che anche ora è attuale. Oggi nel nostro si sta iniziando ad Agrigento la differenziata. Sì, ma oggi nel nostro telegiornale abbiamo dato proprio un'intervista di stamattina del neo presidente Musumeci, cui noi facciamo i migliori auguri. Diceva: io non posso risolvere in 20 settimane e in 20 giorni, insomma, da quando si è insediato, un problema che dura da 20 anni, perché anche lui ora si sta rendendo conto, prima lo faceva pure, ma ora da presidente, la difficoltà che c'è con la discarica di Bellolampo, la discarica, insomma ci sono queste difficoltà. Registriamo questo fatto positivo nonostante le difficoltà, insomma, le critiche, però dobbiamo dare atto che finalmente Agrigento è partita con la differenziata, sta rispondendo bene dai dati che abbiamo. Entro il 20 gennaio dovrebbe partire in tutta la città. Dico, l'unica speranza è questa, perché sennò... Ma che anche noi cittadini ci rendiamo conto che è giusto e necessario farla. Ecco, questo è lasciare perdere le polemiche. È una delle cose, spero di aver risposto bene. Sì. No, come mi avevi bruciato un po' la seconda domanda, perché volevo dirti che il nostro impegno come televisione anche per le elezioni regionali... Sì, questo ormai è sempre, noi facciamo sempre... le famose non stop, le dirette, sia per la televisione ma per la Sicilia in generale. Sì, il nuovo presidente, il nostro ormai, diciamo, è un impegno costante che seguiamo. Anche le ultime elezioni regionali, ricordo che lo spoglio è stato alle 8 del mattino, noi l'abbiamo seguita fino alle 2 di notte, fino a che non abbiamo dato tutti i risultati dei 7 eletti ad Agrigento, che, diciamo, è la cosa che ci interessano anche le altre province, ma ci interessava, diciamo, Agrigento. Abbiamo visto che c'è stata una sorta di rinnovamento anche ad Agrigento, con dei parlamentari che per tanti motivi non hanno raggiunto la riconferma, con gente nuova che si è riproposta, e quindi volevo anche dire che la nostra attenzione massima è anche verso il settore medico. Io recentemente seguiamo sempre con molto interesse particolare l'aspetto medico quando ci sono i convegni. Recentemente abbiamo fatto un bel servizio con il dottore Butera, hanno fatto un interessante convegno sull'oncologia, ne abbiamo seguito uno, qui abbiamo avuto anche l'ospite, ti ricordi, il dottore Ninotta, che ha organizzato anche un bel convegno sempre sull'oncologia a Ravanusa. Quindi ecco, non immagino una realtà locale senza l'informazione locale. Ecco, è come una persona senza
senza le mani, senza i piedi, per cui non capisco questo accanimento nel non volere sostenere, non con i contributi, ritorno al discorso dei contributi, perché io sono contrario a questi contributi, però ecco, un servizio, l'informazione, informare, gli organi istituzionali hanno nei loro statuti il compito di informare la città di quello che fa. Le dirette dei consigli comunali non si fanno più, tutte le amministrazioni comunali comunicano solo con comunicati stampa, quando invece la televisione, le radio, i giornali devono essere da servizio all'informazione verso l'utenza che spesso non sa molte cose. Qui immagino un quotidiano senza la pagina locale, ecco, quindi non capisco perché... Si darebbe una finestra importantissima. E auguro anche il nuovo Presidente della Regione che dia anche un certo spazio verso questo nostro settore dell'informazione e della comunicazione, che è vitale. Ogni giornale che si spegne, ogni televisione che non trasmette, ogni radio che non lo fa è una cosa, insomma, a cui mi lascia... Tutta la società ne perde. Tutta la società ne perde. Bene, alzi 3 segni, Alfonso. Passiamo alla bilancia. I bilancini... Ma qua li abbiamo già presi tutti i nostri segni? No, ancora no. Bilancia, proprio lì la bilancia. Allora, la bilancia deve cominciare a fare uso dell'esperienza, del suo vissuto, del suo passato, ripulire le cose che non hanno più senso di esistere, eliminare le cose appunto che non servono. Il futuro è là davanti, è presente, ma vuole essere vissuto, coccolato, amato, rischiato. E alla fine il nuovo è lì davanti, pronto ad abbracciare il bilancino. Cioè il bilancino deve fare questa grande operazione, ma il futuro è lì, è là davanti. Bisogna abbracciarlo, coccolarlo, amarlo. Lo Scorpione, ecco, lo Scorpione è il segno per eccellenza di quest'anno. L'abbiamo detto all'inizio, proprio sì. Il segno principe. Ha la grande occasione di ripensare e di rifondare la propria vita, di sfruttare le occasioni che per molti aspetti sono irripetibili e trasformarli in fatti veri, concreti che possono avere una continuità nel tempo, in fatti veri, pieni di vita, di amore. Gli Scorpioni si devono liberare delle zavorre che hanno rallentato e rallentano la loro esistenza. La parola all'ordine è rinascita. Il Sagittario. Allora, il Sagittario viene da momenti difficilissimi per via della presenza di Saturno nel segno negli ultimi anni. Saturno è arrivato, ha consigliato, ha stimolato il Sagittario a cambiare ritmo, a cambiare passo. Se il Sagittario è riuscito a fare questo, ha un futuro abbastanza radioso e abbastanza nuovo e importante. Chi non è riuscito purtroppo dovrà ancora penare e dovrà fare nuove esperienze di vita importanti che lo metteranno in condizioni nel futuro di avere opportunità migliori. Bene, rimangono solo 3 segni, ne parliamo tra un po'. Volevo stimolare Mimmo, io sono nato in radio, cioè veramente ero nato nel settore del baracchino, si diceva, comunque il radioamatore proprio quello basale, sì, quello di base, e poi la radio che ti dà la possibilità di entrare dovunque. Video Kill del Radio Star non è successo, anzi la radio è rivitalizzata ed è sempre più presente. La radio per noi che l'amiamo, per noi che la facciamo, ma anche per il pubblico, non solo anche per il pubblico, sono degli appuntamenti che non si possono perdere. Noi, mi ricordo, intanto stasera facciamo il Consiglio Comunale in diretta, da 40 anni siamo presenti, che ad Agrigento non ce lo fanno fare, anche senza soldi, siamo presenti, e stasera facciamo il Consiglio Comunale in diretta. C'è un nostro tecnico che speriamo lo faccia, c'è solo un punto all'ordine del giorno, però le sensazioni che dà la radio, noi Ti amo di Umberto Tozzi, lo abbiamo contagiato, lo abbiamo mandato 175 volte in un giorno. Neanche lui lo sa, poi glielo ho detto quest'estate quando è venuto a Ribera per un concerto, non lo so,
Trottolino Amoroso di Amedeo Minghi e Mietta è stato un cavallo di battaglia. Senza la radio tutte queste sensazioni non ci sarebbero, sarebbero delle canzoni normali che vanno... I network che cosa ci hanno un po' sopravfatto? Cioè, certo, loro hanno molti più No, sono tutte cose studiate a tavolino, mentre la realtà nostra è diversa. Noi, l'unico nostro problema è che non abbiamo la continuità. Cioè, perché il TG1 ha successo? Perché Target ha successo? Perché arriva sempre allo stesso orario. La sera alle 20, anche se c'è il terremoto, c'è il TG1. Noi come radio non possiamo assicurare il buongiorno, altrimenti ritornerebbero le dediche. Sì. Se io dal mio lavoro prendo 15 giorni di ferie e mi faccio 15 giorni di mattina, ciao, come state? Alla seconda mattina cominciano ad arrivare le telefonate. Alla terza mattina c'è il telefono amico che ti dice subito, senti, ho questo problema, e non metti più il disco tu, però hai raggiunto l'obiettivo. Cioè le anche persone, perché la radio la senti più vicina. Sì, no? Ma la radio non ti vedono e quindi subito si immediatamente, cioè vedono quello che tu vuoi vedere. I ragazzi si avvicinano alla radio? Sì, ma da noi è sempre una stazione di un punto di partenza e di arrivo. Anzi, noi li limitiamo perché facciamo dalle 17 alle 19 la diretta, altrimenti potremmo rimanere aperti. Sì, i ragazzi tra l'altro adesso con le nuove tecnologie, altro che andare alla ricerca dei pezzi, si collegano, lo mettono subito. Sì. È molto più facile adesso. Andare a cercare. Però noi abbiamo 3.533 giri messi là, belli, sistemati. Museo. Che ci sono nel nostro museo. Scusa, volevo dire una cosa a proposito del radio. In questi giorni abbiamo visto che un colosso come Mediaset ha investito tantissimi soldi nel settore della radio. Ha comprato ben 3 reti, 105, 101 e Subasio, quindi è l'ultima diretta che ha fatto il 31 dicembre, se tu, non so se l'hai vista, diciamo dietro, sì, c'erano i loghi. Quindi questo a dimostrazione del forte interesse che anche un colosso come Mediaset, che finora diciamo trattava solo di televisione, è interessato al settore radiofonico, quindi questo mostra la vitalità ma è sempre uno strumento utile, del sempre mezzo presente di informazione, ecco. Poi c'è RTL con la novità della radio televisione in diretta, seguita anche che è sempre la più seguita, ecco. La radio non tramonterà mai. Speriamo che questa rinascita valga anche per le TV locali, in particolare per TVA. Noi poi gli devi dare tutto, 20 aprile 80, ma la Pasquetta del 1980. Anch'io nel mio piccolo ho lavorato, ho fondato una radio, ed era Radio Rabato, una radio storica dell'estrema sinistra, comunista, no, comunista, noi eravamo rivoluzionari libertari, non eravamo gli ultimi 3 segni, Alfonso. Allora, il Capricorno. Ci siamo? Ci siamo. Ecco qua. Mi state facendo ricordare proprio quei tempi facevo assieme a Giovanni Taglialavoro. È il potere della radio. Riccardo Barrano e Capricorno. A proposito di Giovanni Taglialavoro, dico, questo vuol dire che oggi è lui alla RAI, che dalle emittenti locali e radiofoniche continuano a partire tanta gente, Galluso, il trampolino di lancio per molti. Andiamo al segno di Riccardo. Il Capricorno, con l'ingresso di Saturno nel segno, il Capricorno finalmente ha l'occasione di liberarsi di tutte lacci e lacciuoli che lo tengono ancorato a terra. È un anno eccezionale, pieno di soddisfazioni. I prossimi anni per il Capricorno sono pieni di sorprese che saranno in grado di gestire alla grande. L'Acquario. Eccomi. L'Acquario. No, aspetta, io o mi dice cose buone perché io allora dipende dai punti di vista. E tu guarda il punto di vista quello più. Perché l'Acquario è in una fase particolare della sua vita. È un anno all'insegna delle grandi riflessioni, intense, piene di emozioni, di guerre interiori, di voglia di cambiare la propria esistenza, stanca, priva di stimoli. La voglia di sognare l'impossibile,
vi darà la carica per nuove battaglie da vivere e da vincere. Buon 2018. Io non mi spaventano, le battaglie non mi spaventano. Come vedete, il mio modo di concepire l'astrologia non è quello di predire eventi, ma quella è lo sviluppo dell'individuo. Cioè, l'ultimo segno. L'ultimo segno è i pesci, che sono in un anno. Ecco pure... qua. Lo scettico dottore Butera. Può darsi che si vendicherà. No, ci mancherebbe. Allora, gli ultimi anni sono stati molto difficili, dolorosi, pieni di ostacoli. Avete accumulato problemi su problemi. Ed ecco finalmente per incanto arriva un 2018 pieno di promesse, occasioni che comunemente chiamiamo fortuna. Promesse che vanno cullate, aiutate con umiltà, con amore. Aiutate che Dio ti aiuta. Assolutamente. No, è un periodo di grande energia per i pesci. Il pesci è un anno eccezionale, con Giove che dallo Scorpione propone positività e spinge i pesci verso occasioni di vita importanti. Monitoriamo questo anno. Grazie. Allora, dottore Butera. Bene, allora Lillo, abbiamo parlato di questo tuo impegno nel campo importante e delicato dell'emigrazione, ma anche un altro impegno importante contro la violenza sulle donne. Proprio recentemente nasce questa tua nuova produzione. Sì, questo mio nuovo brano, che anche qui appunto, come diceva prima il direttore, è importante la comunicazione, tenere alto la comunicazione, non spegnere mai i riflettori. Far spegnere i riflettori significa su un'emittente privata, sulle radio, significa veramente chiudere le porte a quello che succede, quello che ci succede non soltanto dietro la porta di casa, ma quello che succede nel mondo. Noi abbiamo bisogno di sapere, perché abbiamo bisogno soprattutto di rapportarci con un mondo in continuo cambiamento e di sapere sempre distinguere dove è il bene e il male e qual è la cosa importante che dobbiamo continuare a sperare e a portare avanti. E questo è un brano che appunto vuole così toccare questo tema, devo dire, drammatico, il femminicidio, attualissimo. E naturalmente l'ho voluto fare a mio modo, senza mai così, in una maniera delicata, accostarmi a un tema drammatico. Bene, prendi posto allora. Sì, mi presenti tu così mi preparo. Sì, prendi posto al centro del nostro studio, questa volta con la chitarra, il suo strumento preferito. Lillo Puccio ci presenta Come le rondini sul tema contro la violenza sulle donne. Sta davanti alla finestra, non vede lontano davanti a sé, si trova a volte in un'altra strada, con un vestito rosa, evade al buio ogni pensiero, tra fili d'erba un dolore vero, qualcuno ha già poi tradito la dignità e il rispetto, lasciando a terra prati di niente. Bella è nata nella luna, si vede il cielo negli occhi suoi e centinaia di stelle come rondini. Bella è nata nella luna, si vede il cielo negli occhi suoi e centinaia di stelle radunate come le rondini. Sta davanti alla finestra, nel giorno in cui gli cade il mondo addosso, l'amore riempie il cuore sempre e non è mai violenza, non lascia segni sulla schiena. Bella è nata nella luna, si vede il cielo negli occhi suoi e centinaia di stelle come rondini. Bella è nata nella luna, si vede il cielo negli occhi suoi e centinaia di stelle radunate. Come vorrei sfiorarti l'anima, fragile, rara solitudine. Ricorda chi ti ha fatto piangere, la vita d'un fiore che non si deve recidere. L'amore riempie il cuore, non ti riempie di botte.
Se devi usare le mani, fallo per regalarle un fiore. È un dono prezioso, rende grande la terra. Minacciare, umiliare, picchiare, questa è violenza. L'amore non fa del male, il rispetto è un diritto. E se credi di essere un uomo, comportati da essere umano e non da vigliacco. Non lo dimenticare, la vita è sacra e va rispettata. Grazie. Sposti anche il microfono, Lillo, grazie, così ritorniamo per chiudere questo nostro appuntamento, il primo del 2018. Arturo ci aveva preparato anche uno spumante, Arturo? Bollicine italiane, naturalmente, vero? Italiane. Ora il collega ce lo fa avere così, insomma, è come tradizione di ogni anno, nella speranza che il 2018 e nella certezza che sicuramente ci vedrà anche il 1° gennaio 2019, ci beviamo questo prosecchino. Bene, allora mentre tu ti prepari, vai tu stesso, io proseguo con i nostri amici per dire che quando si saluta a Target non si dice grazie, arrivederci e buonasera, no, noi vogliamo che voi, non ti preoccupare Arturo, facciate un saluto con una frase, una citazione, un vostro pensiero, un qualcosa che sia veramente positivo e che naturalmente ci aiuti a vivere meglio. Non vogliamo insomma grandi cose, però che la positività, come diceva prima il dottore Butera, ci aiuta sicuramente a vivere. Allora, mentre Arturo passa e spassa davanti alla telecamera e Piero si arrabbia un po', va bene così? Certo. Allora, iniziamo con il saluto e il grazie a Mimmo Tornambè, direttore di Radio Torre Ribera. Radio Torre Ribera, il primo amore non si scorda mai, e quindi è un nostro slogan da 41 anni a questa parte. Ne abbiamo tanti, ma questo è quello a cui tengo di più. Grazie a Riccardo Barrano, Associazione Amico Onlus. Grazie a voi, io sono impreparato su uno slogan, su uno spot, però posso dire buon 2018 a tutti, buona strada e ci vediamo l'anno prossimo magari. Grazie ad Alfredo Butera, responsabile unità operativa complessa di oncologia dell'ASPI 1 di Agrigento. Beh, dire salute per tutti forse sarebbe scontato da parte del medico, allora io dico armonia e serenità per tutti. Bene, passiamo dall'altra parte dello studio, andiamo da Lillo Puccio, il nostro cantante, musicista, compositore. Sì, pace e benessere, ne abbiamo bisogno. Bene, Arturo, aspetta Arturo, perché l'ultima parola è quella di Alfonso. Il saluto del direttore, il saluto del direttore, il microfono Arturo. Il saluto lo faccio dopo, quando apriamo la bottiglia. Quando apriamo la bottiglia, allora il pensiero di Alfonso Bellavia, il nostro chef astrologo. Allora, parte da un concetto astrologico relativamente al 2018 e siccome nel 2018 si presentano delle occasioni importanti per il futuro di tutta l'Italia, oltre che per gli agrigentini, io l'augurio che faccio agli agrigentini è quello di riflettere, di riflettere e guardare il futuro, non l'immediatezza e le briciole che qualcuno butta, ma guardare il futuro, soffrire senza la bricioletta e scegliere un futuro per i nostri figli, che fra 10 anni non saranno più qua, non ci sarà nessuno. Dobbiamo cambiare e cambiamo individualmente e poi... Un pessimismo che però prospetta un pessimismo sì, il direttore di TV Arturo Candelli. Che pessimismo è la realtà, mancano 2 generazioni, per cui diciamo rischiamo di eliminare tutte le generazioni. Mancano 2 generazioni. Allora io mi vedo con gli amici, purtroppo i figli non ci sono più, sono lontani. Questa è la realtà, è inutile che
non è una critica, ma è quello che viviamo. Il mio augurio a tutti i nostri telespettatori, a tutti gli amici, a tutti i tecnici, coloro che diciamo vedono in TV un punto di riferimento nell'informazione per il nostro territorio e per Agrigento. Ringrazio anche doverosamente tutti gli sponsor, coloro che credono e investono anche in promozione, in pubblicità su TVA per andare avanti e vederci appunto il prossimo 2019. Comunque tutti gli auguri di vero cuore da parte di tutto lo staff ai nostri telespettatori, e così apro lo... Eccolo qua, auguri, grazie al nostro gentile tanti auguri a tutti. Pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci per tutto il 2018, comunque fino a giugno sicuramente vogliamo essere con voi. Grazie e buon anno a tutti.